Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che come tutti i giovedì è dedicato al colloquio con voi e con il professor Claudio Borghi Aquilini, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Claudio. Buongiorno Giulio, ci sono e sono anche in arrivo. Ecco, in arrivo in via Bellerio e tra poco dunque saremo qui insieme in studio per continuare a prendere spunto dal tour, dal Basta Euro Tour, che vede la sua prossima tappa domenica 13 aprile a Bergamo alle ore 10:30 al Liceo Mascheroni in via d'Arrosciate, e dopo ci sarà anche il pranzo a sostegno di Radio Padania Libera. 327.000 scaricamenti e 678 dal sito bastaeuro.org, che ricordo sempre perché qui è molto facile accedere e scaricare il manuale. Basta Euro, come uscire dall'incubo, 31 domande e 31 risposte, a cura del professor Borghi Aquilini che abbiamo con noi. E, il prossimo appuntamento appunto è a Bergamo, domenica 13 aprile alle 10:30, anche con Matteo Salvini, naturalmente, segretario della Lega Nord. Tra l'altro, visto che siamo in tema di indirizzi internet utili, sul sito Basta Euro ci sono anche i documenti audio-video delle precedenti tappe del tour, così come potete trovare altri documenti audio-video e approfondimenti sul sito di Claudio Borghi, claudioborghi.com. Lì ci sono anche altre testimonianze televisive e registrazioni televisive, oltre a una serie di articoli e di link che possono costituire un utile approfondimento anche della lettura del manuale. Lettura del manuale che dovevamo affrontare capitolo per capitolo, Claudio, e magari riusciremo a farlo nelle prossime settimane e anche oggi, sempre tenendo aperto il canale di comunicazione con chi ci segue attraverso la radio. Tra poco potremo anche sentire le telefonate per chi vuole intervenire, fare domande, osservazioni allo 02 66 20 35 29 oppure via SMS al 346 64 27 756. Via mail l'indirizzo è giulio.cainarca@radiopadania.net. Date tutti gli indirizzi utili. Intanto sono usciti in settimana, Claudio, un paio di articoli, dei quali uno addirittura ha l'ambizione di essere un manifesto, un appello sul Corriere della Sera, un paio di articoli, dicevo, su Repubblica e sul Corriere a proposito di quanto costa uscire dall'euro, era il titolo dell'articolo firmato da Tito Boeri su Repubblica, mentre l'altro è un vero e proprio appello firmato da personalità quali Lorenzo Binismaghi, banchiere europeo, Franco Bruni, Marcello De Cecco, Jean-Paul Fitoussi, Marcello Messori, Stefano Micossi, Antonio Padoa-Schioppa, l'ex ministro nel governo Letta Fabrizio Saccomanni e Gianni Toniolo, economista cattolico se non vado errato, un manifesto appello per contrastare chi propone l'uscita dall'euro. Prima di toccarne gli argomenti io ti chiedo in tutta franchezza se hai trovato qui elementi nuovi da parte di coloro che sostengono che uscire dall'euro sarebbe un disastro. Sì, ho trovato un grosso elemento nuovo, il fatto che evidentemente hanno una paura pazzesca
perché per arrivare a fare, ricordiamo che questo era un argomento da matti fino a non molto tempo fa, quindi una cosa relegata al margine della discussione, insomma no, vabbè, ok, sono questi stravaganti che dicono questa idea qua strana, ma tanto ci sono solo loro. Se cominciamo a dover ricorrere agli appelli, alla chiamata alle armi dalla prima pagina del Corriere contro questi pazzi sovversivi che vogliono fare questa cosa strana, vale a dire rimettere in piedi l'Italia, allora vuol dire che evidentemente stiamo assolutamente nella direzione giusta e quindi moltiplicheremo per 10 quello che già stiamo facendo, perché evidentemente il ferro va battuto finché è caldo. E a questo proposito però veramente approfitto dello spazio per ringraziare veramente tantissimo la nostra gente, perché quello che era partita come una scommessa e che puntava insomma a chiacchierare di economia con un pubblico piuttosto ristretto ogni volta, no? Magari si pensava che c'era qualche industriale, che c'era qualcuno da Confindustria, invece ogni volta ci stupisce e lasciatemi dire, in Friuli, a Buia, sabato scorso è stato assolutamente incredibile, perché in un posto dove veramente bisognava andarci appositamente, perché non era una piazza centrale del paese come pubblicamente fanno tanti quelli che vogliono fare il numero, no? Vanno in una piazza dove normalmente ci sono 1000 persone, si mettono lì loro e dicono hai visto che c'erano 1000 persone. No, lì veramente bisognava andare nel bosco per arrivarci. E la sala, che era enorme, abbiamo dovuto aprire le vetrate per far uscire la gente da ogni lato della sala con un affetto incredibile, delle domande con un'intelligenza e una consapevolezza, diciamo, del problema che mi hanno commosso, per cui sono stracerto che siamo sulla strada non giusta ma giustissima, e quindi direi che andiamo avanti. Ecco, Claudio, quanto agli argomenti contenuti in questi 2 articoli che ho citato prima, dei quali il secondo, quello appunto a più firme, ambisce a essere una sorta di appello, io sinceramente devo dire da lettore, adesso al di fuori anche della posizione partigiana, tra virgolette, da lettore pensavo che un appello potesse avere una struttura un pochino più solida, un pochino più sostanziosa, perché le argomentazioni che Bini Smaghi, Bruni, De Cecco, Padoa-Schioppa, Saccomanni e via dicendo fanno mi sembrano un pochino labili, e l'articolino era un articolino piuttosto breve nel quale si sollecitava coloro che appoggiano le posizioni pro euro a sottoscrivere il documento, eccetera, eccetera. Però, insomma, io faccio anche un po' fatica a riassumere le posizioni critiche verso chi propone l'uscita dall'euro da parte di questi illustri firmatari, perché sono un po' la rassegna delle cose che abbiamo già detto in queste trasmissioni, vale a dire la svalutazione, uscendo dall'euro si rischia l'inflazione, il fatto che il deficit di bilancio e il debito pubblico erano aumentati prima della moneta unica e i tassi di interesse erano arrivati a livelli proibitivi, e qui tra l'altro c'è anche un'analisi storica mi sembra abbastanza traballante su quanto alti erano i tassi di interesse prima della moneta unica. Imbarazzante la parola corretta. Ecco, perché insomma ce lo ricordiamo forse, no, quali erano i tassi di interesse prima della moneta unica, visto che si tratta di una quindicina d'anni fa, grosso modo 10 anni fa, e insomma ce lo ricordiamo credo anche tutti noi che non erano a 2 cifre i tassi di interesse e il tasso di inflazione. No. Poi la fuga dei capitali e il fatto che senza euro si sarebbe costretti a inseguire le politiche delle aree euro-dollaro, come se la Svizzera, diciamo, fosse un paese in grandissima difficoltà non avendo l'euro, oppure la Norvegia. Il fatto che i risparmi perderebbero di valore e la questione dei prestiti contratti da italiani nei confronti del resto del mondo. Insomma, lascio a te un breve commento però nel merito di questo appello qua. No, ma allora hai ragione te, io non sono stupito, vale a dire, o meglio, no, non sono stupito perché so ormai dopo tanto tempo e tanti dibattiti che gli argomenti
contro quello che diciamo noi a favore dell'euro veramente sono ridotti al lumicino, quindi non invidio un collega chiamato alle armi e costretto, diciamo così, a mettere insieme qualcosa tale per cui bisogna riuscire a dimostrare che l'euro è uno splendore, quindi non è un lavoro semplice. Dall'altra parte però non so, io personalmente mi rifiuterei di firmare una cosa del genere. Soprattutto una cosa cercata di mettere assieme con dei piccoli artifici così, tale per dire io metto la mezza parola, così faccio capire che è così e almeno posso sempre dire che non è vero, che in realtà intendevo una cosa diversa. Faccio un esempio banale, intanto saluta tu in qualcosa che sto scendendo le scale, così metto di fianco e possiamo raccontarla. Credo che abbiamo la pubblicità, quindi possiamo meglio. Sfruttare il momento per... in dettaglio. Benissimo, per la pubblicità, ci sentiamo tra poco. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla. Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, ed eccoci in onda con Claudio Borgachelini qui in studio. Tutta un'altra cosa. Claudio, mi ero dimenticato di dire che gli illustri firmatari di questo appello in prima pagina sul Corriere della Sera sottolineano anche che tornando alla lira non si risolverebbe il problema della corruzione, dell'arretratezza infrastrutturale, della lentezza della giustizia, della mancanza di concorrenza dei servizi locali e potremmo anche allungare l'elenco. Ma anche e nemmeno la mia pianta di pomodori produrrebbe dobloni. Ma no, ma non credo, infatti, esatto, ma anche i calli probabilmente potrebbero non essere risolti dal passaggio alla lira. No, fra l'altro, così c'è anche, vi rivelo un aspetto non marginale, vale a dire quasi tutti costoro provengono dalla LUISS, no? Confindustria. Un consigliere d'amministrazione della LUISS era firmatario con me e altri economisti di invece un appello molto precedente a questo e su cui stiamo già lavorando e dove sabato a Roma si terrà proprio un incontro internazionale di economisti di tutta Europa, di tutti gli stati, giusto per capire che non è che sono delle fantasie padane queste cose qua, cioè vale a dire tutti economisti di tutta Europa che si riuniscono a Roma per un congresso patrocinato dall'associazione Asimmetrie per dire nel dettaglio proprio gli aspetti tecnici, no? di come si può fare per uscire dall'euro, per smantellare. Ecco, uno del consiglio di amministrazione della LUISS, un professore preparatissimo, era dentro in questo gruppo, sono arrivate delle pressioni incredibili in modo tale da farlo ricedere, cioè giusto per far capire come siamo messi. Vabbè, niente. L'università dovrebbe essere il luogo del confronto. L'università in tutti i sensi dovrebbe essere un posto dove le opinioni diverse si confrontano, specialmente se stiamo parlando di temi che sono di interesse potenziale di tutto il paese. Invece
capite che c'è una religione, cioè noi stiamo andando in questo momento contro una serie di fanatici, no? Che sono disposti a tutto, per cui insomma prepariamoci, ma soprattutto sono disposti a mentire, cosa che degli economisti assolutamente di alto spessore, o quantomeno che credevo tali sinceramente, come alcuni che hanno firmato questo manifesto, si permettono per esempio di scrivere subito all'inizio, quindi il primo punto normalmente dovrebbe essere quello qualificante, no? Se io spiego cosa non va. Allora dice, va bene, le periodiche svalutazioni del cambio avevano portato l'inflazione in Italia oltre il 20%. Ora, l'inflazione in Italia al 20% c'è stata soltanto per pochi mesi ed è stata, pensate un po', nel 1980, quando c'è stato lo shock petrolifero. Chi era all'epoca, diciamo, chi ha memoria dell'epoca si ricorda le domeniche a piedi, quelle targhe alterne, quelle cose non fatte per l'inquinamento come vengono fatte adesso, ma vengono fatte proprio per risparmiare benzina, perché a seguito dei contrasti che c'erano stati all'epoca in Medio Oriente, poi dopo il prezzo della benzina negli anni 70 e poi la seconda volta negli anni 80 era quadruplicato, no? Allora a quel punto lì ovviamente un quadruplicamento del prezzo del petrolio certo che si fa sentire almeno al momento dello shock sui prezzi, ma non è che erano le svalutazioni dell'Italia, anche l'America aveva tassi di inflazione a 2 cifre, cioè gli Stati Uniti, che pure il petrolio ce l'avevano, perché insomma gli Stati Uniti nel Texas e così via di petrolio ne hanno sempre avuto, quantomeno per la loro autosufficienza. Per cui, che cosa mi state dicendo? Cioè, l'euro è arrivato nella sua formulazione nel 99, no? Qui mi stanno dicendo che nell'80 c'erano i tassi di interesse al 20% e quindi è merito dell'euro. Ma vabbè, ma allora non so, cioè, se andiamo a vedere c'erano anche i cittadini in toga 2000 anni fa, perché grazie all'euro ci vestiamo con i pantaloni? Non lo so, ma che argomento è? Che argomento è? Prima dell'euro il tasso di inflazione, dopo le svalutazioni, perché l'ultima grande svalutazione l'abbiamo avuta nel 92, nel 94 per dire, no? Quindi dopo le svalutazioni che secondo questi signori dovrebbero essere la causa dell'inflazione, il tasso di inflazione era 4,5 in Italia, basta andarlo a guardare. Quindi quando io vedo questa gente che mente, un po' mi preoccupo, perché significa che, allora, da una parte sono contento perché dico benissimo, stiamo andando esattamente nella direzione giusta e gli facciamo paura. E secondo me è tanto tempo che un partito non faceva paura all'ordine costituito così, perché si era diffuso un certo qual conformismo, ma sì, dai, tanto va bene, le riforme sono roba lunga, così questo tipo. Ecco, una volta che uno ha avuto le palle, scusate il termine assolutamente economico, come Matteo Salvini, di prendere e presentare una proposta politica chiara, netta, pulita, e vedono che la gente la capisce, a quel punto non c'è come questa cosa per far terrore. E una roba del genere, insomma, mi sembra proprio dirizzata a queste cose. Claudio, voglio rubare ancora qualche minuto agli ascoltatori che poi sentiremo per fare così un pochino, farmi prendere per mano da Tito Boeri, fare l'avvocato del diavolo e farmi portare un po' all'inferno, per così dire. E allora, 2 o 3 cose così, giusto per prendere per buoni magari in partenza alcuni degli argomenti che invece affronta Boeri nell'altro articolo che è uscito in settimana su Repubblica. Vabbè, punto primo, c'è qualcuno, dice Boeri, che sostiene che uscendo dall'euro si paghino meno tasse. Questa qui è una fesseria, dice lui, no? Però da un punto di vista pratico, allora io ti faccio una domanda stupida. Perché dentro nell'euro infatti storicamente sono scese le tasse. No, questa è la domanda che ti faccio. Da un punto di vista pratico, che è quello del cittadino comune, che paga le tasse e vive la sua vita da suddito cittadino che dir si voglia dello Stato, a me sembra che un legame tra le 2 cose c'è però, tra l'euro regime, diciamo così, e l'aumento della tassazione, perché oggettivamente c'è stato, sì. O no? Beh, certo che c'è stato. No, cioè adesso mi sembra di parlare della BC, però la BC è quello che interessa al cittadino comune. A me pare da cittadino che le 2 cose abbiano marciato di pari passo. Ma penso proprio di sì, ma vabbè, anche senza dover andare a prendere le statistiche della pressione fiscale, no? Che pure sono lì e cantano una canzone che non ci piace, però almeno uno le vede. Dall'altra parte però c'è l'esperienza nostra.
non è una cosa percepita, cioè nel senso, ma così... Il caldo percepito. Abbiamo la sensazione che stiamo pagando più tasse, ma in realtà... scusate, ma anche... Prendiamo anche l'evasore, no? E metto nei pantaloni dell'evasore, cosa che non ho mai avuto l'esperienza di fare, sono sempre stato lavoratore dipendente e va bene, ok, però faccio l'evasore. L'evasore, anche lui, uscendo di casa, l'IVA la paga adesso al 22%. Le accise sulla benzina, ogni volta che prova a fare benzina, non è che sono mai diminuite, anzi sono super aumentate ogni volta per andare a turare qualche spesa, qualche fondo salva stati, qualcosa del genere. E l'IMU non ce la siamo inventata, cioè non è che arriva dal cielo. Per cui ma le tasse locali, la tassa sui rifiuti, poi tutte le altre tasse occulte che ci mettono dentro i bolli, il rinnovo, l'asilo, le marche. Purtroppo, anche se uno, a prescindere dai redditi, quindi lascio perdere l'IRPEF, sono l'evasore bello sereno che esce fuori, paga anche lui più tasse. Chi invece poi dopo è l'eroe che le paga tutte, vabbè, invece quello non devo neanche stare lì a raccontargliela, perché suppongo che lo sappia cos'è. E poi so anche che cos'è quella specie di forma vigliacca, perché quella è veramente vigliacca, di tassazione, che è quella delle sanzioni. Perché se io ti rendo quasi impossibile pagare, perché cambio le aliquote, metto un'equazione differenziale del terzo grado per valutare quanto devi pagare di minimo e cose di questo tipo, e tu sbagli di 10 euro, e poi dopo ti arriva una cartella di Equitalia lunga così e dice: ah, tu hai sbagliato 10 euro e quindi ne paghi poi 200 di sanzioni. Quella è una tassa tanto quanto, ed è piuttosto vigliacca, perché se ti rendono impossibile la vita e poi anche nonostante la buona volontà ti vanno a pagare, e tutte queste cose qua non è che sono venute con la lira e poi dopo l'euro ci ha sgravato, no, è stato un continuo aumentare, perché dentro l'euro bisognava fare austerità, bisognava rientrare da non si sa perché dai nostri debiti in modo illogico rispetto al ciclo economico, e soprattutto bisognava pagare per danni causati da altri, come per esempio i più volte nominati fondi salva stati. Perché se noi fino adesso abbiamo pagato 50 e passa miliardi per i fondi salva stati, che con noi non c'entravano veramente nulla, mi spiace, ma quei soldi lì da qualche parte venivano. E lo stesso per normalmente il funzionamento dell'Europa. Noi siamo sempre stati contributori netti, vale a dire ogni anno, ogni giorno ci si svegliava e si dovevano pagare 10 miliardi all'Europa, e poi dopo l'Europa ce ne ridava 5, che poi quei 5 noi li usiamo male perché sono complicati i bandi, perché non sappiamo gestirli, perché non sono fatti apposta per il nostro tipo di economia, è un altro discorso. Ma se anche li usassimo tutti fino all'ultimo centesimo, i soldi che arrivano dall'Europa, sempre noi paghiamo 10 e incassiamo 5. Che ci vengano a dire che abbiamo dei vantaggi. Claudio, altro argomento che usa Tito Boeri è il seguente: se l'Italia esce dall'euro, il debito pubblico può solo aumentare. C'è una quota di titoli del debito pubblico, titoli di Stato e prestiti contratti dallo Stato sui mercati esteri, che aumenterebbe in proporzione alla svalutazione della lira nei confronti dell'euro e delle monete straniere in cui i titoli sono denominati. La parte che rimane, ridenominata in lire, causa perdite a chi ha investito nei nostri titoli di Stato, e sarebbe come un ripudio unilaterale del debito. Cioè a un certo punto l'Italia dice: io quella quota lì di debito non la ripago più. Io non l'ho capita bene. No, ma la conseguenzialità. La cosa è abbastanza imbarazzante. Allora, ricordo... Boeri è un ottimo economista, ma gli economisti sono un po' come i medici, vale a dire ognuno ha le sue specializzazioni, no? Se io sono un ortopedico, può anche essere che non sono tanto bravo a cavare i denti. Quindi questo lo faccio per giustificarlo, vale a dire, lui non è un economista specialista in questi temi, lui è specialista, soprattutto un economista che si intende di problematiche di economia del lavoro, no? E quindi può essere che non abbia idea di quello che dice. Capita, nel senso, appunto, ci sono tante specializzazioni. Altrimenti, se invece ha idea di quello che dice,
purtroppo dobbiamo preoccuparci perché rientra nell'impostazione precedente, vale a dire bisogna assolutamente fermare questi pazzi sovversivi e allora ogni argomento, anche se falso, vale. Allora, il debito pubblico italiano fatto in valuta estera o in legislazione estera, questa è una differenza che diciamo, all'ascoltatore può sembrare banale, però se il debito pubblico è stato fatto con legge italiana, l'Italia può farci quello che vuole. Se il debito pubblico è stato fatto con legge inglese o americana, allora a quel punto uno deve sottostare alle leggi inglesi e americane. Quindi se noi cambiamo valuta non è detto, anche se non è certo, ma non è detto che può essere ridenominato. Bene, la parte, quella che dice lui, che quindi crescerebbe clamorosamente di valore perché dovrebbe rimanere in dollari, in euro e cose di questo tipo, e se noi passiamo al fiorino e il fiorino si svaluta rispetto al valore dell'euro, questo rimane in euro, posto che l'euro rimanga, perché io sono convinto che se l'Italia esce l'euro poi dopo cade per tutti, perché venuto a mancare il fesso pagatore, poi dopo figurarsi se gli altri rimangono, no? Ma supponiamo che rimanga anche come unità di conto. Ecco, questa percentuale pericolosissima che crescerebbe di valore su tutto il debito pubblico italiano è il 3%, ok? Quindi è come dire che il 3% del nostro debito potrebbe incrementarsi del 20%, ok, benissimo, 0,6%. Quindi significa che tutta questa enorme preoccupazione è che a seguito di questa mossa il debito pubblico italiano, quindi che rimane in legislazione estera, faccia aumentare lo stock di debito pubblico italiano dello 0,6. Ora con Monti siamo passati a 120 a 130, che è il 10 con l'austerità, e neanche stando meglio, perché uno dice vabbè, mi metto 10 punti in più di debito, però poi dopo sto meglio. Invece la disoccupazione continua a salire, andiamo sempre peggio, no? Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? E il fatto poi dopo che, poverino, il creditore estero, nel caso riceva una valuta che non è più la sua, magari prende cappello. Ma cari miei, adesso scusate, ma se io prendo e investo in un titolo, devo sapere, non è che posso partire dal presupposto che ci guadagno sempre. Se io investo in un titolo, devo sapere che ci sono dei rischi. E se io estero compro un titolo di Stato di un altro paese, anche se momentaneamente questo c'ha l'euro, io il conto che questo possa cambiare valuta, devo farlo. Se non l'ho fatto, sono scemo, mi spiace, ma se io adesso in questo momento compro un bond spagnolo, no? E non faccio i conti che magari la Spagna potrebbe cambiare in futuro, perché i bond, questi qui tipicamente, queste obbligazioni sono magari a 20-30 anni, ma cosa faccio? Ma io penso che il mondo è intoccabile, immutabile, devo assumermi dei rischi. Se li ho sottostimati è un problema mio, ma non posso pestare i pugni dicendo ma no, tu ti stai comportando male. Così come chi aveva, non so, un debito, un tedesco all'epoca che aveva il debito in marchi, non è che poteva pestare i pugni dicendo no, io voglio che continui a rimanere in marchi perché è una moneta più forte dell'euro. Cambiano, così come chi ha sbagliato, per esempio, chi comprava i titoli greci pensando che fossero, incautamente, che fossero garantiti da tutta l'Europa. Quasi tutti lo pensavano, tanto è vero che il rendimento dei titoli greci era lo stesso dei titoli tedeschi, e così non era. Chi ha preso i titoli greci adesso ha un carciofo in mano, però mi spiace, cioè, c'è tanta gente che ci ha sofferto per queste cose, però è anche colpa dell'intermediario che non le spiega. Cioè, se io vado e invece di comprarmi un mio titolo di Stato mi compro un titolo di uno Stato non italiano, devo sapere, devo essere informato dalla mia banca, dal mio intermediario, che cosa rischio. Quindi, in primo luogo, se un privato ha comprato questi titoli, è colpa dell'intermediario che non l'ha informato. E se invece è uno speculatore internazionale che invece pretende di avere indietro solo i guadagni, cazzi suoi, scusate il francese. Ecco Claudio, ci sono 3 titoli dell'agenzia ANSA in questo momento che hanno tutti a che fare con tematiche europee. Il primo titolo dell'agenzia ANSA di stamani è relativo alla Banca Centrale Europea. Draghi che dice siamo pronti a misure eccezionali contro i rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Ma questo vedete lo spettacolo, no? Da una parte temi l'inflazione, no? Oddio, arriva l'inflazione. Qui adesso c'è Draghi che dice abbiamo l'inflazione troppo bassa, ma neanche fra loro si mettono d'accordo.
I redditi reali beneficiano di un andamento moderato dei prezzi, in particolare l'energia ai prezzi più contenuti. C'è la BCE che prevede un periodo prolungato di bassa inflazione seguito da un graduale rialzo, eccetera, eccetera. Mentre c'è l'altra notizia che viene da Atene, la bomba che esplode davanti alla banca centrale. Alcuni danni ma nessuna vittima, l'attentato del giorno del ritorno del paese sui mercati dopo un'assenza di 4 anni, venduti 3 miliardi di titoli di obbligazioni pubbliche greche ed è esploso stamane l'ordigno davanti alla sede della Banca di Grecia. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA c'è l'Europa che promuove il DEF, cioè quel documento di propositi e di annunci che è stato presentato, di previsioni che è stato presentato l'altro giorno dal governo, accompagnato al cosiddetto piano nazionale delle riforme, che poi viene valutato in sede europea. Ora, concretamente parlando, a me sembra che il DEF sia, oltre che il vecchio erede del documento di programmazione economica, qualcosa di poco più che generico da un punto di vista pratico, perché in questi giorni stiamo parlando e leggendo articoli su articoli, ma la sostanza è che tutto è promesso, annunciato, previsto, e poi le previsioni dei documenti di programmazione sono sempre, diciamo, previsioni che quasi mai trovano riscontro nella realtà successiva. Insomma, a cosa serve sto DEF? Serve a farci discutere in questi giorni. E in cosa consiste l'esame dell'Europa? Perché anche questo io non ho capito e credo che non l'abbia capito nessuno. In Italia ti vendono promosso ciò che ancora non si è capito cos'è perché è solo un annuncio. Ma che roba è? Ma no, dai, ormai ormai se ne stanno accorgendo tutti. No, invece un'altra domanda seria, io te la volevo fare a proposito di un caso che è stato trattato da noi con ampia sufficienza, mi pare. Non conosco l'Ungheria, non sono un esperto di politica estera. Però quello che ho letto sui giornali italiani mi sembra un déjà vu, déjà entendu, cioè roba che ho sentito e ho letto in centinaia di altre occasioni quando qualcuno si allontana dall'ortodossia. Ripeto, non credo che in Ungheria ci siano persone in carcere perché hanno manifestato un'opinione. Non credo che sia in corso la repressione di tutti i diritti fondamentali civili e politici. Mi pare però che al voto gli ungheresi abbiano strapremiato la coalizione guidata dal primo ministro uscente Viktor Orban, il quale faceva notare Alberto Pasolini Zanelli l'altro giorno su Italia Oggi, uno dei pochi articoli che non fossero nel mainstream, diciamo, nella corrente principale della demonizzazione dell'Ungheria e del suo premier, il quale Orban ha tagliato. Sì, noi quando sentiamo in Italia, Grecia, Portogallo e altrove la parola tagli, pensiamo subito a sofferenze sociali e a tasse e a riduzione della nostra capacità di acquisto e della nostra libertà effettiva, reale, quella determinata anche dal fatto che insomma siamo una società che si va impoverendo. Questo perfino le analisi, oggi ne ho letto un altro di articolo sul Sole 24 Ore, argine contro la marea anti-euro, ma anche lì c'è un'analisi che dice stiamo male. Siamo la marea, bellissimo. Ma stiamo andando sempre peggio, siamo messi malissimo se tu leggi l'articolo, certo. Dice l'analista, sempre della Luis, tra l'altro. Non bastava quindi, la diciamo, Bocconi, adesso abbiamo anche la Luis. La diagnosi è quella lì. Ora, invece, c'è un paese in Europa che è riuscito a ripagare i debiti, tra virgolette, con il Fondo Monetario Internazionale, quindi a soddisfare le condizioni poste da questi organismi, la Troika, no? Che sono, come dire, i supervisori delle cose europee. È riuscito a tagliare le tasse all'interno. E dopo l'ultimo debito che ha pagato li ha cortesemente accompagnati messi alla porta. Ha tagliato le tasse, ha ridotto le tariffe. Tra l'altro, altro problemone che abbiamo, credo, in Italia, un livello di tariffe per energia e servizi fondamentali, luce, acqua, gas, che è enormemente cresciuto in questi 12-15 anni in maniera spaventosa e impressionante. Rientra in quelle tasse occulte. Benissimo, qua in Ungheria hanno fatto il contrario e alla fin fine non sono andati a schiantarsi contro l'iceberg colati a picco, anzi. Ecco, questo è, diciamo, il messaggio più importante che ho voluto dare a Buia, no? Dove ho impostato il discorso in maniera un po' diversa. Però il messaggio più importante che ho dato e che voglio continuare a dare è che si può scegliere. Cioè, il grosso inganno dove ci mettono è farci credere che tutto sia inevitabile, no? Che non è possibile fare diversamente. Dice Draghi, irreversibile, non si può fare, non c'è scelta, le cose ormai sono. Si può scegliere di fare cose differenti.
In Ungheria, se noi guardavamo i giornali di un po' di anni fa, veniva presentato questo signore come il diavolo, cioè come una cosa che avrebbe poi dopo messo tutti gli ungheresi in camicia nera, portati al disastro, all'inflazione, portati all'iperinflazione, tipo le carriole con le monete, perché voleva nazionalizzare la banca nazionale, no? E quindi che cosa che ha fatto? E a quel punto lì uno dice no, non si può fare, la banca deve essere indipendente, questo comincerà a stampare soldi a manetta, poi dopo le carriole, esattamente l'elenco di scemenze, no, che sentiamo adesso. Ora, ha fatto una cosa che qua da noi veniva considerata orribile, che era una di quelle che avrebbe dovuto fare Berlusconi, vale a dire, ha fatto flat tax, no? Ha detto 20% tasse, adesso non mi ricordo se l'aliquota è 20, comunque siamo giù di lì, diciamo 20%, unica aliquota per tutti, stop, no? Quindi niente differenziazioni, cose così di questo tipo. Allora, in quel periodo, e c'è carta canta, c'è un mio articolo dell'epoca, quindi stiamo parlando di 5 anni fa, cose di questo tipo, quindi, dove dicevo, guardate, parlavo appunto di questa idea di mettere una tassa, una flat tax semplice, facile da calcolare per tutti, in modo tale che non risultasse nemmeno conveniente evadere, no, per la gente, sanno tutti quello che devono pagare, in modo banale, cioè con un conto stupido, ho guadagnato tot, no, 20% detratte e detrazioni, e quello è quello che pago. Ho detto, c'erano 2 paesi che la stavano considerando. Una era l'Ungheria e l'altra era la Grecia, no? Allora, poi dopo l'Ungheria aveva deciso di attuarla, la Grecia invece ha deciso di fare un sistema a super tassone progressive, no? Ancora più ripide di come la nostra. Io ho detto, abbiamo un esperimento, no? Qui in questo caso, vediamo un po' come va a finire, e non si parlava ancora neanche da lontano di crisi greca, perché stiamo parlando di 5 anni fa o più, insomma, comunque era prima che, era il 2006-2007, prima che venisse fuori la questione greca. Abbiamo l'esempio, ce l'abbiamo, e poi dopo ci sono le carriole di monete in Ungheria. No, guardate, l'inflazione in questo momento in Ungheria, nonostante la banca sotto il controllo dell'esecutivo, è l'1%. I dati sono lì. Per cui, cioè, io veramente non so, più che continuare a portare dati, più che continuare a portare numeri, no? e similari che smentiscono tutte queste fregnacce che ci dicono, non so fare. Però tutti voi dovete tenere presente che possiamo scegliere. Ci dicono, facciamola questa cosa di andare a considerare questi che sono brutti, cattivi. Certo, qua parlo a Radio Padania, quindi è più facile convincere chi ascolta, mettiamola così. Ma da qui poi dopo alle europee, anche dopo, io proprio mi batterò per cercare di far capire a tutti, anche quelli che fino adesso in buona fede hanno preso e dato ascolto a partiti che invece poi non hanno portato da nessuna parte, che è possibile scegliere. Si può fare una cosa differente, non è inevitabile. Allora, apriamo linee telefoniche 02 66 20 35 29, per gli sms 346 6427 756, ne giro subito 2. Dottor Borghi, chiede Giuliano da Venezia, è possibile far circolare in Italia una lira non convertibile e tenere l'euro? Altra domanda invece Paolo da Torino, non c'è il pericolo che una volta fuori dall'euro l'Europa metta dazi per limitare i nostri vantaggi dell'uscita dall'euro? Allora. E le 2 telefonate che prendiamo subito. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Varese. Prego. Buongiorno, un saluto comunque a tutti e 2 che insomma unite la parte tecnica al vostro cuore rivolto al popolo, grazie mille per questa attenzione, insomma. Io ragiono un po' da ignorante sull'onda di quello spiegato adesso e poi anche le volte scorse dal professor Claudio, sì. No? Nel senso che è chiaro che uscire dall'euro mi sembra che siano solo vantaggi, perché è chiaro che se io ho una moneta mia, flessibile in mano mia, giostrabile, lavorabile in mano mia, è chiaro che tutto poi torna a mio vantaggio, a seconda cioè è un po', io la guardo un po' come i 2 piatti della bilancia. Se si sposta troppo un piatto, compenso il peso sull'altro piatto per fare pareggiare i 2 piatti, insomma. Se, questo riguarda la moneta, se diventa troppo forte o troppo debole. È chiaro, se invece il prodotto è in mano ad altri, è un oggetto che non è più in mano mia e devo per forza accettarlo come me lo danno gli altri, insomma. E poi volevo dire,
gli unici due impedimenti che vedo all'uscita dall'euro sono questi, che sono: o noi abbiamo fatto un contratto con chissà chi, con l'Europa o chissà chi, tramite il quale si dice voi dovete rimanere dentro all'euro fino al 2050, per dire, oppure ci sono delle cupole finanziarie a livello europeo che ci impediscono di fare ciò. Ecco, grazie mille, ascolto per radio, grazie mille. Grazie a lei, l'altra telefonata e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Sono Mario e vivo a cavallo tra Italia e Svizzera. Innanzitutto vi devo ringraziare, che siete una coppia fantastica, e direi che invece che ascoltarvi 100.000 persone al giorno dovrebbe ascoltarvi 10 milioni di italioti al giorno. E questo è un aspetto. Secondo aspetto, Ungheria, aggiungo una piccola cosa: se io in Ungheria dico alla banca domani mi dai 100.000 euro perché io ho bisogno di 100.000 euro in contanti, la banca non eccepisce e la banca non dà comunicazioni allo Stato perché non gliene frega assolutamente niente. Questo è un aspetto che andrebbe. Ultimissima cosa, il Veneto dà 21 miliardi o 23 miliardi di non ritorno allo Stato. Dovreste ogni tanto provare a tradurlo per l'ascoltatore in vecchie lire, tanto per far venire i brividi ancora di più a noi, bene, a noi popolo. Grazie a lei, Claudio. Ok, andiamo in sequenza. Allora, la moneta parallela, no, la moneta parallela insieme con l'euro non ci aiuta in modo particolare, perché il nostro problema sono le differenze di competitività con gli altri stati. Quindi non è che se noi ci stampiamo una nostra cosa interna poi dopo risolviamo il problema della competitività con gli altri stati. Quindi no, la moneta parallela può avere degli usi, io anche ne ho considerato, per esempio, per cominciare ad abituare la gente a avere una moneta diversa e fare il passaggio in maniera più lineare, ma no, non ci aiuta. I dazi, quegli esperimenti di monete locali che ci sono anche talvolta in giro in Europa, sì, a che logica rispondono fondamentalmente? No, li conosco piuttosto bene. Ce n'è uno, per esempio, che funziona piuttosto bene da tempo, che in Svizzera, che è il VIR si chiama, no? Allora, in buona sostanza, la metto proprio così, cioè in modo comprensibile, sono degli strumenti per evadere il fisco. Vale a dire, se io sono una comunità ristretta, no? Per esempio sono in una valle, e buona parte delle transazioni sono io che mi sveglio la mattina e compro il latte dal lattaio, il lattaio compra il pane da me, e più o meno alla fine ci rigiriamo sempre gli stessi soldi. Se noi invece di fare queste transazioni con la moneta normale, ce la facciamo con una moneta nostra, giusto per tenere a mente, no? Chi deve qualcosa a quell'altro, e poi regoliamo soltanto gli sbilanci, quindi quello che se alla fine io do 10 a rossi, 10 a bianchi, 10 a verdi e loro danno 9 a me, alla fine quello che sbilancia è 3, no? Che io devo pagare 1 a tutte e 3. Ecco, alla fine quello che emerge è che io ho pagato 1 a tutte e 3, no? Tutto il resto è occulto. Quindi uno strumento furbo per ottimizzare, diciamo così, il fisco, prima cosa. Seconda cosa, invece, servono per esempio, incentivare il consumo locale. Quindi se io mi metto in una specie di club a punti, no, dei negozi, tale per cui se uno mi paga con questa moneta qua, faccio uno sconto, allora a quel punto cosa succede? La gente è incentivata a cambiare gli euro con la moneta, spenderli velocemente, no, all'interno della singola città, in modo tale da ottenere gli sconti, e fa un po' di giro l'economia va bene, locale. facciamo girare un po' di più l'economia locale, ma non, diciamo, la doppia circolazione non è mai funzionata seria. Invece i dazi, allora, vabbè, ma signori, i dazi, se ci mettono i dazi ci perdono più loro che noi, perché per esempio la Germania ci mette i dazi, la Germania vende a noi per 10 e noi vendiamo a loro per 5, che ci mettano pure i dazi, cioè alla fine ci perdono loro, mica noi. Quindi no, la gente fa le cose che gli convengono, e quindi no, non dubito proprio che metteranno i dazi o cose di questo tipo. Per quello che riguarda le domande invece degli ascoltatori, allora, il fatto di cos'è che era?
I vantaggi, diceva sì, il primo ascoltatore, come la bilancia. Sì, ecco, no, ve ne dico qualcuno di svantaggio, perché non è che vi voglio vendere che diventa il paradiso, ecco, questo non l'ho mai detto, ho sempre detto che avere una nostra moneta è una condizione necessaria e non sufficiente per poter lavorare. Quindi si sbaglia chi pensa che dice noi prendiamo il fiorino e poi dopo ci arriva l'oro dal cielo, lo stampiamo a manetta e diventiamo ricchi. Cioè quello che stampiamo è carta. Però ci pone in condizione di poter lavorare, però non ci siamo mai spaventati, insomma, penso qua al nord, no? per lavorare o similari, ma direi in tutta Italia potendo. Che poneva anche l'ascoltatore era quella, dice, ma quali sono allora gli impedimenti? Quali sono gli impedimenti? Reali? Ma immaginiamo quello che ha detto appunto l'ascoltatore dicendo magari abbiamo firmato un contratto che ci dice che rimaniamo nell'euro fino al 2050. No, a dire la verità abbiamo firmato un contratto che ci dice che rimaniamo nell'euro per sempre. Ma è possibile pensare che il futuro di un popolo possa essere ipotecato da un contratto? Beh, allora non lo so, allora evidentemente anche la Gallia ha firmato un contratto che si sottometteva a Cesare. Allora andiamo in Francia e gli diciamo che è roba nostra? In realtà questi trattati vengono costantemente stracciati e il primo stracciatore di tutta l'Europa è proprio la Germania, che aveva firmato un trattato che si impegnava a non andare oltre il 60% del debito sul PIL, appena è iniziato l'euro se n'è subito fregato, per cui direi che no, quello non è sicuramente un problema. Invece per quello che riguarda l'ascoltatore prima che ha detto che la banca non comunica i dati all'Agenzia delle Entrate, attenzione, questo è un altro punto importante, vale a dire un'altra delle cose che ci ha rubato l'euro è la privacy, perché unici al mondo siamo spiati su qualsiasi cosa facciamo per quest'ansia di riuscire a prendere i soldi, ma scusate, questa è una diretta conseguenza dell'euro, non è che uno dice me la invento, perché se lo Stato è un piano differente rispetto al cittadino, perché è lui che stampa la sua moneta, a quel punto non deve competere con il cittadino per averla. Se invece noi mettiamo l'origine della moneta all'esterno e qui all'interno lo Stato italiano non può far niente, e se deve pagare qualcosa la deve prima procurarsela all'interno del circuito economico, diventa un nostro concorrente. Quindi cosa succede? Lo Stato vede ogni soldino che abbiamo noi come uno in meno che c'ha lui, perché lui non li stampa più e quindi diventa molto più affamato di questo denaro. E allora cosa succede? Succede che mette in atto tutte queste cose da Stasi della Germania Est, tale per cui qualsiasi cosa tu fai, il conto così viene tracciato e similari, la scusa è sempre quella, c'è l'evasione fiscale e quindi allora devo prendere e tracciare tutto, e sappiamo benissimo che in realtà l'intento è, una volta che io poi dopo ho il controllo totale di quello che hai e ti ho costretto a mettere in banca tutti i tuoi soldi perché ho vietato il contante e similari, dopodiché voglio prelevare, facile, schiaccio un bottoncino e i soldi spariscono direttamente dal tuo conto corrente e vanno a finire nel mio. Questo è. Due telefonate, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Con noi Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Rino e telefono da Milano. Prego. Senta, io ho sentito tutto il discorso del professore, ma noi in Italia abbiamo 1.200.000 politiche che vivono in maniera parassitaria, 5 milioni di impiegati pubblici, prendiamo in considerazione la Sicilia, eccetera, eccetera. Ma noi come facciamo a diminuire le tasse davanti a una richiesta di soldi in questa maniera qui? Eliminiamo il 50% dei politici, eliminiamo il 50% degli impiegati pubblici, riusciamo a portare le tasse al 20% e noi ci troviamo nella situazione più o meno dell'Ungheria, anche se abbiamo la mafia, abbiamo un paese che non è come l'Ungheria, no? Se noi facciamo la macro regione del nord, sono d'accordo con voi altri. Va bene. Bene, altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io condivido perfettamente, infatti ho preso un po' di opuscoletti, li sto distribuendo. Volevo dire un'altra cosa in favore dell'Ungheria. Bravissima. Il presidente
dell'Ungheria ha fatto 2 tassazioni. Facciamo un esempio, fino a 35.000 euro è il 10% sul reddito, sull'eccedenza è il 15%. Queste sono le 2 tassazioni. Ecco, ha aumentato le tasse alle banche e alle assicurazioni. Ultimissima cosa, non accetta stranieri, devono entrare solo se possono lavorare, altrimenti assistenzialismo non ne fa. Ultimo, se lei vuole aprire un'azienda in Ungheria, lui chiede come, cauzione rapportato alla loro moneta 2.500 euro. Non ha importanza se sono come merce o come, come macchinari. Questo è quello che chiede il Presidente per aprire un'attività in Ungheria. Ecco, lei questa cosa le sa per esperienza diretta? Perché io volevo andare a vivere in Ungheria, perché praticamente un manovale ungherese guadagna, rapportato a un italiano, 310 euro. Io prendo una pensione come capo ufficio dopo 40 anni di lavoro, 1.230 euro. Veda un po' lei, andando a vivere in Ungheria, come potrei vivere. Grazie, e io vi appoggio in tutto e farò sempre pubblicità. Viva la Padania e viva anche al nostro dottor Borghi. Grazie, buona giornata, grandissimo Cainarca. La saluto, grazie anche a lei. C'è un'altra telefonata e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Roberto da Treviso. Prego, Roberto. Saluti anche del professor Borghi. Io volevo chiedere da Veneto, che anche noi ci stanno chiedendo, ma se voi vi staccate dall'Italia, poi cosa operate? Gli skei, anche oltretutto vorrei specificare che in Veneto si dice skei, non sgay con la G, ma con la C. Quello in inglese, nemmeno in inglese. Comunque. Ecco, allora io chiedevo, perché parlando qui fra tutti quanti, ognuno ha la sua idea, mi è stato riferito che noi, se volessimo toglierci dall'Italia e fare una moneta nostra, potremmo chiedere alla Svizzera di adoperare il franco svizzero, che ne so, il scellino olandese, o chiedere la sterlina, o chiedere addirittura il dollaro, e mi è stato detto che sarebbe possibile. Voglio sapere dal professor Borghi se questa qui è una realtà oppure se sono sempre cose inventate. Oppure creare il Lion, una nuova moneta. Allora, no, parto dall'ultimo. Sì, è possibile, nel senso, ma non è possibile nel senso che si va a chiedere a qualcuno di utilizzare una sua moneta, perché quelli ti dicono di no, però ci sono degli stati in giro per il mondo che utilizzano delle altre scusami monete. se ti interrompo e interrompo la risposta all'ascoltatore, ma mi è venuto così a flash e lo dico subito, ti chiedo scusa Claudio, ma a proposito di monete, dire di sì, dire di no, nel caso della Scozia con l'Inghilterra, tu come la vedi? Perché c'è una questione, no? La Scozia dice noi vorremmo continuare a usare la sterlina e la Gran Bretagna, qualcuno dice è un gioco delle parti, alla fin fine dice no, non ve la lasciamo usare se voi diventate indipendenti. Gli scozzesi sono un po' pollastri, vale a dire, hanno impostato, hanno fatto alcuni degli errori che anche noi abbiamo fatto in passato, vale a dire far coincidere l'indipendenza con l'indipendenza amministrativa, no? E non hanno considerato l'aspetto trascurabile della moneta. Ora, in passato poteva anche essere scusabile, no? Infatti va bene. Adesso che invece se ne discute è un po' grave dal punto di vista degli amici scozzesi, che oltretutto con i soldi mi pare che abbiano una certa qual consuetudine, no? Soprattutto per mantenerli, non aver considerato la moneta. Non ha molto senso, cioè vale a dire, se tu prendi e fai l'autonomia dovresti fare l'autonomia in tutto e per tutto, perché sennò altrimenti rischi che una volta indipendente e poi dopo staccato dall'Inghilterra, appena succede qualcosa che non quadra, no? Il primo guaio, non so, c'è un periodo di scarsa pesca, il whisky viene bandito, non lo so sinceramente come sia l'economia scozzese, oppure hanno tanta finanza, cioè molto banalmente basta una Lehman 2, e questi sono da capo. Cioè diventano la Grecia dell'Inghilterra, no? Senza possibilità di venirne fuori, quindi dovrebbero pensare a una loro moneta se veramente vogliono fare gli indipendenti, anche se insomma mi sembra che abbiano una massa un po' leggerina, ecco, per poterlo fare. Dall'altra parte invece il fatto di poter usare una moneta straniera, non so, l'Ecuador, certo non è un esempio particolarmente entusiasmante, però l'Ecuador non c'è la moneta dell'Ecuador, se uno va a vederlo, o Panama, no? Però se qualcuno vi vuol dare un dollaro panamense,
mi sta fregando, perché oppure non so, come quello di cioccolato. Esatto, un Crovos ecuadoriano, non prendeteli perché non esistono. A Panama e l'Ecuador si usa il dollaro, così come per esempio, non so, roba di casa nostra, a San Marino è fuori dall'Unione Europea, cioè nel senso, uno, provate ogni tanto, si respira e non un'aria... si sono buttati giù dalla rupe. No, non si sono buttati giù dalla rupe, no, si respira un'aria libera, cioè voi provate ad andare a San Marino, no? E lì siete fuori dall'Unione Europea, no? Loro usano l'euro perché lo prendono per assorbimento, diciamo così, essendo che sono troppo piccolini, lo prendono per assorbimento dal resto, e sono fregati anche loro di solito hanno sempre prosperato. Figurarsi, San Marino c'era uno dei luoghi più favoriti del mondo, e l'euro li sta mettendo in difficoltà anche loro. Per la prima volta stanno cominciando a fare delle emissioni di debito. San Marino, incredibile, no? Perché pure lì, pure con l'euro li ha messi in difficoltà. No, si può usare un'altra moneta, non lo consiglio. Perché uno dice vabbè, prendo il dollaro, e poi prendo il dollaro e che cosa faccio? Cioè se poi dopo io ho un problema mio interno, come faccio ad adattarmi? Ritorno esattamente al punto di vista. Certo, se dovessi scegliere 1000 volte il dollaro rispetto all'euro, perché storicamente noi siamo rimasti sempre molto più pareggiati, no? rispetto al dollaro, rispetto invece al marco tedesco. Però io sinceramente faccio 31, mi prendo la mia di moneta, mica la devo prendere da un altro. Allora, ancora spazio per le telefonate, poi 2 domande via SMS. Poi c'è ancora quella dei politici. Perché, sì, quella di troppi politici e impiegati pubblici. Poi dopo ne parliamo, Giusto, non è che non voglio... me la stavo dimenticando io, ti chiedo scusa, e chiedo scusa all'ascoltatore. 2 telefonate, subito, pronto? Sì, pronto, buongiorno Cagnata. Buongiorno professore. Bisogna tenere sempre presenti i proverbi, che sono delle perle di saggezza, e poi per inciso una massima, che di irreversibile nella vita c'è solo la morte, quindi si può fare tutto. Seconda cosa, volere e potere, e quindi si può fare qualsiasi cosa. A dimostrazione di questo, in Myanmar, ex Birmania, la dittatura militare qualche anno fa ha deciso dalla sera alla mattina che le macchine non giravano più a destra ma giravano a sinistra, non hanno cambiato il senso di marcia, l'hanno fatto in una notte, punto. Quindi si può fare qualsiasi cosa, nulla è irreversibile. Bravo, no, è lo spirito giusto, è corretto, ma certo, ma non so, ma scusate, pensiamo a cose drammatiche. Seconda guerra mondiale, no? Allora i francesi, no, come dei fenomeni, avevano fatto la famosa linea Maginot, ci ricordiamo, no? Per difendersi sul confine con la Germania. Perché? Perché tanto era impossibile che uno passasse a nord dall'Olanda, dal Belgio, che erano neutrali. E infatti cosa hanno fatto i tedeschi? Hanno attraversato come l'autostrada l'Olanda e il Belgio, sono arrivati in Francia senza che questi potessero dire beh, no, certo non andavano lì a scontrarsi contro la linea fortificata. Ma non era possibile, i trattati internazionali dicono che quello era un paese neutrale. Beh, la Germania, quando serve a loro, i trattati internazionali, anche quelli più sacri, vale a dire quelli della neutralità militare, cose di questo tipo, se ne sono sempre fregati. L'altra telefonata, pronto? Pronto, secondo me? Sì, buongiorno. Ok, grazie, buongiorno a tutti e due, buongiorno professor Claudio e Cainarca. Niente, volevo solo ricordare, magari perché la cosa passa un po' in sordina, io sono un commerciante, chiamo da Bergamo, provincia di Bergamo. Quindi verrà il Basta Euro Tour di domenica. So, sono al corrente. Che tutto sta passando in sordina, in quanto nel 2015, se non sbaglio aprile o giugno, entrerà in vigore il pagamento elettronico. Anche perché essendo commerciante mi è scaduto il riduttore di cassa, perché anche quelle sono a scadenza come i prodotti che vendo, perché ogni 4 anni devi cambiarlo, perché non si sa perché, ma devi cambiarlo ogni 4 anni. Altra tassa, devi comprare i nuovi, vabbè, e quelli che stanno uscendo adesso sono già pronti, perché devono essere collegati con un POS che entrerà in vigore, tranne deroga, nel 2015 giugno, se non sbaglio. Perché vuol dire che saremo controllati tutti su tutti i nostri pagamenti. Tant'è che le nuove carte di credito e bancomat stanno uscendo con la modalità PAS, che vuol dire che non devono più strisciarla, ma devono solo avvicinarla. Ed è ancora più comodo, tu ti avvicini, gli fai vedere la cassa al POS, il POS ti prende i soldi, senza manco che ti accorgi. Sanno chi sei, sanno quanto hai speso, ragionissimo. sanno dove hai speso,
e alla fine dell'anno ti fanno i conti in tasca. È chiarissimo, E grazie. questo è un ringraziamento del nostro governo, della nostra Europa. E questa è la strada che stiamo andando, da lì non ci stiamo spostando, perciò è meglio fare due conticini, va là. Allora, ancora grazie anche a lei, una telefonata, poi le SMS da recuperare e 2 da aggiungere. Va bene, cerco di essere veloce. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Francesco, chiamo da Bergamo. Un piccolo dubbio, un piccolo quesito da chiedere al professore. Ho seguito un paio di domeniche fa l'esempio che ha fatto in merito alla gabbia di un paio di settimane fa. Ha fatto un esempio che parlava appunto della svalutazione e quindi interessante vendita per l'estero, perché un prodotto da 100 euro soltanto il 50% sarebbe stato ricaricato. Per le materie prime, sì. Ecco, 110 euro alla fine sarebbe costato, 110 perché solo il 50% avrebbe preso la svalutazione, quindi la metà, e sarebbe costato all'estero 88 euro. Però il mio dubbio è, in Italia resterebbe a 110? Sì, sì. Avrei un 10% di aumento per il mercato italiano? Certo. Cioè, sarebbe più interessante per l'esportazione, ma per il mercato italiano prenderebbe in pieno un aumento del 10%? Molto chiaro. Bene, allora, c'è la questione dei troppi politici, dicevamo prima, e allora, impiegati andando in pubblici. sequenza. Poi vediamo i 2 SMS. Andando in sequenza, troppi politici. Allora, i politici non stanno simpatici a nessuno tranne Matteo Salvini. Quindi tutti gli altri non ci piacciono. Però in realtà non è quella la questione. Io vi posso assicurare che se la spesa totale, no, diciamo, del politico, posto che si possa vivere senza il politico, che purtroppo non è così, no? Certo, purtroppo noi siamo abituati adesso a pensare che il politico va esploso perché il politico fa male il suo lavoro, ma non so, io per esempio, io una Merkel la pagherei il doppio di quello che probabilmente incassa lei, perché fa in maniera anche brutale gli interessi della sua gente. Quindi no, i politici ci vogliono, ma se anche noi schiacciamo domani un bottone, no, li facciamo saltare tutti per aria, no, o similari, non vendiamo un prodotto in più. Cioè, noi proprio schiacciamo il bottone, esplodono tutti i politici latte blu e cose di questo tipo, rimane l'autogestione. Ecco, i prodotti in più non li vendiamo, non abbiamo un aumento dei clienti della nostra cosa, non è che usciamo dai guai. Sul fatto di dire potremmo, licenziando gli impiegati pubblici, avere meno tasse, ma anche lì io non posso essere sospettato di tifare per l'impiegato pubblico, non ho mai ricevuto un centesimo nella vita dallo Stato, e ho scritto anche in tempi non sospetti qualche chilo di articoli che dicevano che sugli impiegati pubblici e così via, ma in questo frangente anche lì non è un problema. Se io domani licenzio 2 milioni di impiegati pubblici o 2 milioni di persone per strada, a parte che non ci sono, e a parte che non è che ne abbiamo tanti di più rispetto agli altri, è tanto per dire, in Europa, se uno guarda anche qui i numeri, perché un conto è la vulgata, ma se uno guarda i numeri, i paesi che hanno più impiegati pubblici in rapporto alla popolazione sono la Finlandia e la Svezia, no? Che non mi sembra che stiano affondando perché hanno tanti impiegati pubblici. Però in ogni caso buona parte dei nostri impiegati pubblici viene fuori dallo sbilancio, vale a dire da questa nostra struttura curiosa, dove il nord e il sud avevano velocità diverse, dove il nord aveva un vantaggio produttivo da avere la lira, e dall'altra parte lo compensava pagando invece il sud, che era svantaggiato e che quindi veniva compensato con lavori inventati, in buona sostanza. Noi però possiamo dire che non ci piace in ogni caso, però non è che, mettiamoci in testa, non è che possiamo pensare di riuscire ad avere la botte piena della moglie ubriaca, vale a dire, se per ipotesi è cosa che poi uno può scegliere, uno dice va bene, io non pago più niente al sud, no? Cose di questo tipo, e mi tengo la mia moneta del nord, no? Così come ragionerebbe un veneto se dicesse io esco dall'Italia, no? e faccio da solo. Sì, però tener presente che il vantaggio che aveva prima l'imprenditore veneto derivante dalla lira poi non ce l'avrebbe più.
perché avrebbe la moneta del Veneto che a quel punto sarebbe molto forte. Quindi è vero che non pagherebbe più i trasferimenti interni, ma dall'altra parte si scordi di tornare al vantaggio che invece c'era prima con la lira. Quindi sono tutte delle cose che uno deve valutare. L'importante è che uno mette sul tavolo e poi dopo sia libero di scelta. Poi dopo che la scelta deve essere libera, meditata e sacrosanta, su questo chiunque sia anche un po' leghista nell'animo penso che non lo possa mettere in discussione, no? Che i popoli hanno diritto di scegliere. Però l'importante è essere informati. Non è che poi dopo uno dice va bene, allora io faccio l'indipendenza totale, mi prendo la mia moneta e poi vengono fuori qualche problema derivante anche da quello e non si era informato. Quello che c'era prima lo conosciamo, ci poteva piacere, ci poteva non piacere, era una cosa che dava un enorme vantaggio al nord perché aveva una moneta svalutata rispetto alla sua forza, e questo vantaggio veniva compensato da tasse più alte della norma per mantenere un sud che invece non poteva farcela. Questo è quello che c'era prima e lo conosciamo. Quello che si potrebbe fare di meglio, no, in futuro, io ho delle idee, ne parliamo quando siamo liberi, ecco. Allora, facciamo in tempo adesso a leggere anzi gli ultimi 2 SMS, anzi nel frattempo non sono più 2 ma sono aumentati. Domanda sintetica, Lorenzo, per il professor Borghi: chi sono i veri evasori in Italia? Le precedenti SMS, quelli che in Italia tengono all'euro come pensano di ripagare il debito, vedi Fiscal Compact 40 miliardi all'anno per 20 anni, attaccheranno i risparmi visto che la crescita non è possibile a queste condizioni, certo, e le industrie delocalizzano. In TV di questo argomento non si parla, scrive ancora Fernanda da Bergamo, solo la radio è poco sentita, il grande pubblico ascolta la TV. Una volta si era inventato che il potere era dato direttamente da Dio, che stupidi, ora che siamo intelligenti diciamo che non si può cambiare nulla. Perché? Appunto, perché, dice Ivan, l'uomo moderno sì che è intelligente. Una specie di teologia dell'euro, diciamo così. No, ma ha ragione, si ritorna esattamente al punto cruciale che avevo detto prima, cioè possiamo scegliere, cioè una volta che noi veramente ci alziamo in piedi, no? e ci sfreghiamo gli occhi, a quel punto poi dopo cominceremo a ragionare che forse ci hanno detto un po' di bugie, possiamo scegliere. Certe volte veramente parlando con certa gente mi sembra che sia stata immersa in Matrix, no? Che li hanno convinti che c'è un mondo inevitabile, ineluttabile e così via, che la Lega non si può votare perché sono brutti e cattivi, che tutti i partiti devono fare per forza le grandi coalizioni, grandi accordoni, no? Così questo tipo, perché se no chissà che cosa succede. Ma non ho capito, così come si può svegliare un Matteo Salvini e dire no, basta, cioè nel senso a un certo punto io cambio impostazione, mi sono convinto che c'è questo problema e io non dormo fino a che non l'ho risolto. Ma, cioè uno dice va bene, caspita, rivoluzionario, ma dovrebbe essere la normalità, sapere che si può scegliere, sapere che si possono risolvere i problemi. Finché continuiamo ad andare avanti a mettere la polvere sotto il tappeto perché dicevo ma tanto la polvere, poi se io la tolgo da una parte si rideposita dall'altra, e non andiamo veramente a casa più, mi spiace, ma non è così, non è così. Bene, allora la nostra trasmissione è finita, noi diamo 2 appuntamenti per domenica 13 aprile, la prossima tappa del Basta Euro Tour a Bergamo. Mi permetto di dire che poi dopo sarò presente anche al pranzo a sostegno di Radio Padania, quindi... Ci sono anch'io a pranzo a sostegno, siamo una coppia. Siamo la coppia ormai, il Pax. Il pranzo a sostegno di Radio Padania si tiene domenica alle ore 13 all'agriturismo tenuta ai Laghetti in strada provinciale 34 a Telgate, Bergamo. Per le prenotazioni 346 2141 927. Saranno presenti anche tutte e 5 le capolista del PD nelle circoscrizioni, altrimenti dette le Eurine. Compresa Alessandra Moretti, con la quale hai avuto un bel dibattito, mi sembra, qualche giorno fa. No, mi spiace, ma una impreparazione imbarazzante di sta gente. Allora, Basta Eurotour domenica a Bergamo, Liceo Mascheroni, via da Rosciate alle ore 10:30 e se volete ulteriore documentazione, se non avete ancora letto il manuale, potete farlo scaricandolo dal sito bastaeuro.org e documentandovi pure sul sito claudioborghi.com. Tante cose anche da ascoltare e da vedere, le registrazioni televisive, audio
e tutto il materiale utile per documentare, perché in effetti paradossalmente c'è una... E anche stavolta faccio notare che non abbiamo letto una domanda del manuale. Non l'abbiamo letto una domanda del manuale. Però tanto alla fine, insomma, gli argomenti poi vengono toccati. Ma la prossima volta giuro che me ne frego di tutto quello che ha pubblicato la stampa in settimana e attingo a piene mani dal manuale. Grazie a Claudio Borghi Aquilini e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Buon pomeriggio da Giulio Cainarca. Grazie a voi. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargon. Se non lo trovi